La Giunta regionale del Veneto se ne lava le mani dell'antifascismo. È durissimo il commento della capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Erika Baldin dopo la risposta ad un'interrogazione presentata a Palazzo Ferrofini nei giorni della polemica per il negato patrocinio da parte del comune di Marcon alla proiezione del film Roma città aperta chiesta dall'ANPI in occasione del 25 aprile. Io ho chiesto naturalmente alla Giunta regionale di prendere posizione circa il merito della questione, ovvero se l'antifascismo è considerato un valore portante di questa regione in linea con la nostra Costituzione e la nostra Repubblica democratica. La Giunta ha preferito ancora una volta non pronunciarsi sul merito, dando una risposta del tutto burocratica, dicendo che è compito dell'amministrazione comunale rilasciare il patrocinio, quindi non entrando nel merito della questione che io avevo posto. Era scontato che la giunta regionale non avesse alcun potere di intervento nei confronti del comune coinvolto, sostiene Baldin, ma poteva comunque prendere posizione riguardo i valori fondamentali della democrazia che hanno ispirato la nostra Costituzione. Baldin cita poi anche gli attriti che in occasione del 25 aprile ci sarebbero stati tra l'amministrazione di Chioggia e il comitato ANPI, con la presunta diffida alla banda musicale cittadina di suonare Bella Ciao. Diffida poi smentita dal sindaco e dal presidente della banda. Bella Ciao era stata comunque intonata in coro dai partecipanti alla manifestazione. Dispiace ancora una volta constatare che su temi come questi non ci sono ancora delle divisioni a cui appunto nessuno all'interno di questo Consiglio regionale riesce a trovare una indicazione chiara, e credo sia una questione molto grave, perché l'antifascismo, i valori della resistenza e il diniego a tutte quelle forme di dittature del passato dovrebbe essere un valore assolutamente condiviso.